Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. It's not the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long road, gotta go home. Eccoci qua, questa puntata la intitoleremo alla ricerca del Serra nel deserto, probabilmente. Sono le 7:30, ci sono esattamente 33 gradi, amici della pesca. Fa caldissimo, siamo l'ultima settimana di luglio, siamo tornati sul posto del reato dell'ultima battuta, la foce del Fiumentella, tra Lavagna e Chiavari, nella provincia di Genova. Giornata direi perfetta per la ricerca di pesci serra. Qualche giorno fa ha piovuto tantissimo, l'acqua ancora un po' torbidina, un po' in movimento, ma è tutto sommato una situazione estiva, acqua che si sta allungando, pulita, un caldo esagerato, condizione ideale per cercare il nostro amico pesce serra. Vediamo un po' se, a differenza della scorsa battuta, quando siamo andati incontro praticamente a un temporale che ha spezzato un po' il tempo e quello che è generalmente d'estate, una giornata classica, acqua trasparente, quella battuta è stata un po' particolare perché quel temporale ha rotto un po' tutte le regole di quella giornata. Oggi invece la giornata è classicissima estiva, non c'è movimento, acqua calda, ferma, sole a manetta, e vediamo un po' come va. Tanto per fare qualcosa di buono direi di iniziare a preparare i nostri filetti di cefalo. Settimana prossima si va in montagna, quindi si libera il freezer da tutte le schifezze che abbiamo accumulato nei periodi invernali e primaverili. Prepariamo subito 2 terminali perché la scorsa battuta siamo partiti con una canna, non si riusciva a entrare in pesca con 2. Vediamo un po' di fare le cose con calma, montiamo direttamente 2 terminali e partiamo subito con 2 canne. Eccoci qua, dopo alcuni minuti gli inneschi sono pronti. L'innesco che preferisco quando pesco col morto e serra è sicuramente l'utilizzo di un cefaletto di piccole dimensioni intero. Lo uso girato, lo flottero e si è pronti a partire. Codina cattivissima, super attirante. Il serra della scorsa battuta li abbiamo presi in questa maniera, poi siamo passati al filetto normale, ha mangiato comunque, ma questo è il mio innesco preferito, in assoluto. Eccoci qua, 8 meno un quarto ancora con tanta luce. Si parte, tutte e 2 le canne lanciate, sono abbastanza largo, esattamente a metà dell'uscita, di quella che sarebbe l'uscita naturale del fiume. Poi mi stringerò un po' più sulla sinistra a vedere se c'è qualcosa in caccia verso gli scogli, perché qui vicino abbiamo il porto di Lavagna, che è un sito importante, diciamo, per la predazione di questi predatori che entrano, escono dal porto, si avvicinano alla spiaggia, poi rientrano nel porto in tarda notte, quindi cercherò di sondare un po' tutta la spiaggia. Detto questo, incrociamo le dita e si parte, amici.
Allora, questa qua è una dedica speciale al mio amico Sean che oggi compie gli anni. Guarda un po'. Wow. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. Eccoci qua, sono le 9:10, un pesce indescrivibile. A me spiace solamente essere da solo quest'oggi, non avervelo fatto vedere mentre nuotavo in acqua perché era gigantesco. Veramente un pesce meraviglioso, 5,5 kg di potenza, continuava ad andare dritto per dritto. Io ho detto boh, chissà come andrà a finire stasera, poi ripompando, è andato anche bellamente sulla destra. Veramente un sogno che si realizza, anche perché 1, 2, 3 kg ci ero arrivato, ma ho detto cavolo, ci saranno anche qua in Liguria quei bestioni giganti che spesso vedo pescare nelle spiagge toscane, e questa sera ce l'ho fatta. Mi ero fissato un 6, ma 5,5 va bene lo stesso. 9:10, tutte e due le canne in acqua nuovamente, cefaletto come prima, codina di fuori, scodinzolante direi quasi, ma va bene così stasera, va già bene così stasera. Guarda come nuota, lo vedi? Dieci e un quarto, lunona piena,
questa sera, serata fantastica, magica veramente. Potrei continuare ma va bene così. Adesso ultimo quarto d'ora, poi penso proprio che tornerò a casa. Non ho voglia di insistere. Quando le pescate vanno così, vanno più che bene, sono felicissimo. Ultimo quarto d'ora e poi si torna a casa. Eccoci qua, e anche questa avventura giunge al termine. Da poco passate le 10:30, è stata un'avventura incredibile. Per chi segue il canale sa che ho cercato in tanti modi differenti di arrivare alla cattura di un sera over 5 kg, col palloncino col vivo, con la teleferica, in tante tecniche differenti, e questa sera è arrivato nella maniera più semplice: trancio di cefalo flotterato e via, nella maniera più utilizzata, nella maniera più semplice possibile. Continuate a seguire, a inseguire i vostri sogni, perché come i mostri di questa sera, prima o poi arrivano, con la vostra determinazione, inseguendole e credendo sempre nelle vostre potenzialità, osservando dove gira più probabilmente un bel pesce, dove è più facile che trovi del cibo, un animale così grande, e continuate a credere in voi stessi e nei vostri sogni, perché prima o poi il pescione arriva. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima avventura.